Visto che parliamo di Pedemontana, si vuole partire da questo? Io volevo partire dal primo filmato che abbiamo visto che raccontava e parlava di Enrico Berlinguer. Io non sono tanto giovane, ho 60 anni e ho vissuto quel periodo, il periodo di Aldo Moro, il periodo di Berlinguer, il periodo di Almirante, e trovavi la gente che aveva le tessere in tasca in quel periodo del Partito Socialista, della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista. Erano quelle che ti servivano soprattutto in quel periodo per poter cercare di fare in maniera di entrare nel posto del lavoro, inutile nascondersi queste cose qui. Era una politica completamente diversa rispetto a quella che c'è adesso. Poteva essere una politica considerata un po' più pulita, o forse non era così appariscente come adesso, forse perché non c'erano così tanti mezzi o tanti magistrati per fare in maniera di poter far uscire le cose. Poi c'è stato un evolversi della politica, è nata la Lega Nord, sono nati i grillini, c'è stata una determinata evoluzione che adesso secondo me in questo periodo si sta anche un po' spegnendo e nascono, come prima il Veneto, il partito a cui appartengono, i movimenti indipendentisti. Perché sta succedendo questo? Perché capita questo? Capita questo perché c'è un malessere sempre più costruttivo, sempre più alto da parte della popolazione italiana, della popolazione veneta. A un certo punto si riusciva a gestire, diciamo, i buoi, a gestire chi praticamente comandavi, chi gestivi quel numero delle tessere. Poi un po' alla volta gli italiani, i veneti hanno rialzato la testa e si sono accorti che c'era qualcosa che non andava. Sono iniziati i primi voti di protesta, c'è stata una lunga evoluzione. In questo momento non basta nemmeno più il movimento di protesta, il voto di protesta, e c'è una nuova evoluzione che sta venendo avanti dove per la prima volta abbiamo un presidente della regione che sta cercando di fare un referendum sull'autonomia, dove spero possa giungere un giorno avere il coraggio di fare anche un referendum sull'indipendenza, cosa che si può fare sia in Italia, cosa che stanno facendo tante altre nazioni anche in tutta Europa, ed è una cosa, come qualcuno ha detto parlando dell'euro l'altro ieri, che è irreversibile. Questa cosa è una cosa irreversibile, non tornerà mai più indietro, sarà una cosa destinata a diventare sempre più pesante, sempre più locale, dove sicuramente il Veneto sarà una delle prime regioni che darà prova di coraggio, speriamo anche negli anni a venire, perché la gente è stanchissima soprattutto perché abbiamo subito dei soprusi che sono una cosa incredibile. C'è stato, per carità di Dio, l'invasione degli immigrati che sicuramente nessuno si aspettava, ma che ha portato un peggioramento della nostra situazione economica e anche sociale, ma c'è stato soprattutto un peggioramento a livello nazionale, a livello veneto, di quello che erano anche le persone credibili, i grandi vertici delle banche, che hanno lasciato tutti con il sedere per terra, questo bisogna dirlo assolutamente. Roma che ci ha lasciato, prima parlavamo della Pedemontana, giustamente lei direttore ha osservato questo, che ci ha lasciato completamente a piedi per finire un'opera che era iniziata, che costava 800 milioni di euro e che alla fine costerà 2 miliardi, dove bisognerebbe capire, uno, se andava la pena addirittura di iniziarla, due, se andava la pena di finirla. È logico che adesso il Presidente della Regione, non per difenderlo, deve cercare di fare in maniera di decidere cosa poter fare. Lasciamo perdere tutto quanto e mandiamo a casa tutti i lavoratori, o cerchiamo di andare avanti con un'opera che era basata, diciamo, per fare in maniera che un territorio avesse, avesse un qualcosa di buono, avesse dei privilegi. Lui ha deciso di andare avanti tassando la popolazione veneta per cercare di portare a compimento un'opera che può dar da mangiare e che può anche servire. Non so quale possa essere il giusto o il sbagliato, sicuramente a me come cittadino veneto non va di pagare una cosa che a Roma assolutamente doveva fare in maniera di poter sostenere. Io ricordo un anno e mezzo fa, quando noi abbiamo subito, scusi, 2 anni fa, ho sbagliato data, quando noi in Riviera del Brenta abbiamo subito il tornado, non c'è stato quasi nulla che è arrivato da Roma, solo una grandissima combattività da parte del popolo veneto, da parte di tutte le associazioni che si sono mosse, hanno portato sì che portassimo a casa qualcosa. Però ricordo anche i primi giorni dopo il tornado che Crocetta si era recato a Roma e aveva portato a casa in quel momento lì, una settimana dopo il tornado, 1.200.000 euro, ricordo, per la Sicilia. Questa benedetta Sicilia che ha tutti i pregi, tutti i valori, tutto quello che potete pensare, che però sta ricevendo, come tante regioni del sud, contributi che sinceramente sono nettamente superiori a quelli che potremmo ricevere noi veneti. Ecco, c'è una cosa che bisogna dire, poi finisco. Dobbiamo capire che è inutile cercare di fare sempre assistenzialismo alle regioni del sud che sono rientrate in questa manovra finanziaria. È inutile parlare sempre che il nord-est è ricchissimo, eccetera, eccetera. C'è una novità di cui o la gente non si rende conto, perché adesso stiamo parlando solamente di comuni che andranno alle elezioni, tutte queste cretinate che in 5 anni ci sono il più bello, il più bravo e tutto quanto, poi ti cade completamente la maggioranza perché ti insulti, perché non riesci nemmeno a gestire i tuoi dietro un bancone di un comune, per cui non so nemmeno cosa voglia dire fare politica in questa maniera qui. Però nessuno si è accorto che anche nel Veneto, una delle regioni più potenti, più meccanizzate, più industrializzate dell'Italia, c'è la 'ndrangheta e la mafia che si sta incuneando in una maniera spaventosa e viene attivata da noi perché le risorse sono eccezionali, perché abbiamo lavoratori, perché sanno che le industrie reggono e reggono soprattutto, purtroppo adesso, anche su queste basi qui. Se non sconfiggiamo quelle cose lì, in questo momento l'Italia non va sulla rotoli, va a rotoli anche il nostro Veneto.
Paolo Pizzolato, candidato sindaco a Mira, quindi Maniero non si ripresenta. No, mi dispiace di essere intervenuto poco, direttore, proprio te lo dico, scusami, proprio perdono lo sfogo, mi dispiace proprio veramente, perché ho sentito anche passaggi economici e lavorando da 41 anni in banca, una banca di credito cooperativo, penso che qualcosa di più si sarebbe potuto dire sia sull'economia, sul pagamento delle tasse, su quello che sono effettivamente i veri valori dei soldi nostri italiani e veneti. Maniero a Mira non si ricandida come 5 Stelle, secondo me hanno fatto una gaffa enorme perché un sindaco 8 mesi prima della fine della candidatura non deve dire ai suoi cittadini che non si ricandida, perché vuol dire che c'è qualcosa che non va e logicamente la titubanza e la preoccupazione da parte dei cittadini a Mira c'è. Io mi candido con Prima il Veneto, una lista indipendentista, faremo il nostro lavoro a testa alta perché non temiamo nessuno, ma soprattutto quello che non temiamo è questa aggregazione che c'è continuamente di questo sbando che c'è assolutamente di persone e di partiti nazionali, partiti che si mescolano a sinistra, a destra, al centro, dappertutto, pur di cercare di fare in maniera di prendere il comune, perché i programmi non sono ancora stesi, tutti sanno perfettamente che l'importante è diventare sindaco, non importa cosa propone la gente, perché così come hanno fatto i grillini c'è stato il vuoto assoluto e solo in questo ultimo mese si stanno mettendo in moto e stanno concludendo un po' di affaretti, diciamo, perché anche questi ragazzi che sono cresciuti con queste stelle nuove, con questo nuovo personaggio che è venuto fuori, non possono pretendere senza nessuna esperienza, 19, 20 anni, 24 anni, senza mai aver fatto i consiglieri comunali, di guidare un comune. Sono stati fortunati che a Mira c'è stata una gestione di 66 anni di PD, la gente era stanca, sono andati a ballottaggio col 18% l'ultima volta 5 anni fa e l'hanno fatta in barba a tutti quanti perché la gente era stanchissima di quello che stava accadendo. Mira è un paese che è cresciuto come dormitorio all'ombra di Marghera, all'ombra di Venezia, però aveva delle prerogative turistiche e economiche, diciamo anche a livello di artigianato, che erano molto buone. Chissà che riusciamo a ribaltare qualcosa, perché non vorremmo, prima cosa, che ritornasse nelle mani del PD, seconda cosa, che non ci fosse una gestione talmente mescolata dove c'è lista Brugnaro, Forza Italia, di tutto e di più. Noi cerchiamo di fare il nostro lavoro, andiamo via, ripeto, a testa alta, non temendo nessuno, corriamo da soli, per cui abbiamo anche coraggio. Vorrei fare un passaggio economico, prima che abbiamo fatto tanti discorsi, con alcuni piccoli step, quando abbiamo parlato di economia, di sacrifici dei veneti per la pedemontana. C'è stata un'intervista a Napolitano alcune settimane fa. Napolitano ha detto: noi italiani dobbiamo fare tutti dei sacrifici. Quando il giornalista, questo disgraziato di giornalista che ha fatto bene a chiederglielo, gli ha detto: e lei Presidente cosa ha intenzione di fare? È scappato via perché qualcuno gli aveva contestato il fatto che le auto blu adesso sono a disposizione anche dei suoi pronipoti, e questa è una cosa vergognosa perché è stato giusto l'appunto che ha fatto. Poi una cosa, Draghi ha detto l'altro ieri che è irreversibile la situazione dell'euro, da dove non si può tornare indietro. Non è vero nulla. Non è vero nulla. Draghi comandava in Banca d'Italia, era un bancario come me e sa perfettamente qual è la situazione. L'Islanda anni fa è uscita dall'Europa senza che nessuno se ne accorgesse, ha fatto negli anni in cui è stato fuori fino adesso più 48% solo utilizzando il turismo che è a sua completa disposizione, risanando completamente i suoi conti. L'Inghilterra ha avuto il coraggio di uscire dall'Europa, è stata una di quelle sberle per l'Europa impressionante, e adesso dovremo dividere anche l'Europa fra Serie A e fra Serie B, come ben sapete. La lira, all'epoca in cui esisteva, aveva un potere d'acquisto che era completamente diverso rispetto all'euro, e non è vero nulla che dall'euro non si possa uscire. Non si può più uscire perché? Perché siamo talmente tanto imbragati e talmente tanto schiavi della Merkel e della Germania che non si può uscire senza penalità, perché siamo distrutti. I miliardi che diamo all'Europa sono nettamente inferiori rispetto a quelli che noi riceviamo. Ma qual è il male di questa Europa e anche e soprattutto dell'Italia, che ha deciso questa cosa ed è stata una delle promotrici delle creazioni dell'euro? Che noi stiamo dando tutto e di più per cercare di fare in maniera di sanare le problematiche di tanti piccoli paesi dell'est, di tanti altri piccoli paesi che all'epoca in cui è stata creata l'Europa non esistevano. Facendo così cosa facciamo? Andiamo a risanare le loro finanze, andiamo in deficit noi, e cosa decide Marchionne? Di portare via la Panda dal centro Italia e di portarla all'estero. Poi la Panda, quando torna dentro, costa come se l'avessero fatta in Italia. Allora mi chiedo, se queste persone sono autorizzate a portare via il lavoro agli italiani, se gli immigrati che vengono sfruttati, per cui gli italiani non possono fare quel tipo di lavoro, questo paese da terzo mondo dove vuole andare? Quando i veneti rialzeranno la testa e capiranno che solamente verso un'indipendenza, una completa autonomia si potrà guardare oltre e andare oltre? Se c'è stata la Catalogna, la Scozia che ha avuto il coraggio, perché noi veneti non dobbiamo avere il coraggio? Ecco perché io cerco di fare in maniera di incentivare questo sangue bollente, questo ribollire del sangue, che i veneti devono cercare di fare in maniera di poter avere, perché è una cosa assurda che l'Italia vada avanti con un paese a terzo mondo e soprattutto venga nascosta
venga nascosta a tutti gli italiani, a tutti i veneti, qual è la vera situazione economica del nostro paese, che è completamente allo sbando. Io che lavoro in banca so quanti soldi ci sono nelle tasche degli italiani e ce ne sono ancora un pochettini, però la va a poco.